scuola. Vado? Va bene. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono Nadia Mazzer del gruppo scuola dell'Ampi di Udine. Se vi state collegando, l'argomento della nostra conversazione dovreste conoscerlo già, ma ne ripeterò il titolo con un piccolissimo commento. Il passato ci parla. Il patriarcato di Aquileia, esempio di convivenza tra popoli e culture. Mi viene da dire spontaneamente che se non fosse stato così, il patriarcato non sarebbe vissuto così a lungo, perché solo così si possono conciliare esigenze tanto diverse nel corso dei secoli. Sottotitolo: Analogie su cui riflettere tra passato e presente. Ecco, vorrei puntualizzare qualcosa sul termine analogie e riflettere. Questi due termini li abbiamo scelti in maniera prudente per dire che nessuno ha la verità in tasca. Analogie, quindi si possono fare collegamenti più o meno vicini. E poi sono parole aperte, che vuol dire riflettere, pensiamoci, parliamone insieme. Allora, di questo parlerò con Gabriele Zanello dell'Università di Udine, che io conosco, che ci conosciamo e quindi non meravigliatevi, ci daremo del tu, a cui chiederò di presentarsi brevemente. Buonasera. Gabriele. Buonasera, sì, buonasera. E innanzitutto ringrazio per questo invito. Come diceva Nadia, sono... Gabriele? Sì. Ok. Sì. Mi sentite senza problemi? Allora dicevo, come diceva Nadia un attimo fa, sono un ricercatore dell'Università di Udine, mi occupo di filologia romanza, ma in realtà i miei interessi sono anche da sempre un po' di tipo storico, soprattutto per quanto riguarda il plurilinguismo di questi nostri territori in chiave storica. È un elemento che ho trovato sempre estremamente interessante ed eloquente anche per il nostro presente, importante per il nostro presente, ed è un po' anche il perno di tutta una serie di attività che conduciamo in modo particolare presso il corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria, dove lavoro attualmente, perché cerchiamo il più possibile di valorizzare anche in ottica educativa il plurilinguismo di questa terra. Ottima presentazione, concordo, la Silvana Schiavi-Fachin sarà felice di questo e la salutiamo se per caso ci sente. Ecco, io vorrei partire con una piccola sorpresa. Ci sarà Federica che leggerà alcuni versi. Siamo pronti? Ok. E venne scricchiolando il canuto Elia alla torre che stava del porto sulla via, e così, strette le dita, pregava ieratico. Ed ecco che disse a me, mi dissi: così io farò intorno a questo immobile moto, fissato nella fantasmagoria del mosaico, la mia chiesa qui in grado, essendo per certo quella di Petrus, noto come Paparione, figlio di Olimpo il Giudeo, non più consona al decoro e allo spirito dei tempi nuovi e dei dischiusi orizzonti del potere. Cantano i chierici soavi, i diaconi, i vescovi tutti, già desti in preghiera nelle loro fredde stanze, il cui latino gravido per le distanze è pur inestricabile legame. Voglia o no l'esarca, voglia o no il Papa di Roma, fra Teurnia, Padova e Cissa, Celia, Emona, Pola, lungo le scogliere, su
fino a Parenzo. Agunto schiacciata dentro i boschi neri e Scarabanzia già inclinata verso i monti, tutti diversi eppur tutti uniti, Longobardi, Italioti, Romaioi. Dal poemetto Patriarca nella nebbia, pubblicato nel 2004, e sono di Tito Maniaco. Un grazie a Rosanna Boratto del gruppo Scuola dell'Ampi per avermelo fatto riscoprire e grazie a Marina Giovanelli per le sue osservazioni. Di Tito Maniaco è anche il Senza Storia, di recente ripubblicato da Edizioni Biblioteca dell'Immagine di Pordenone, e ce l'ho qua, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere la copertina di questa nuova, che abbiamo tra l'altro presentato anche qui in Ampi. Eccolo qua. Io sono un po' nascosta, tiro via subito. Ecco. Allora, nei frammenti che abbiamo scelto, il patriarca Elia, la notte prima della consacrazione della Basilica di Santa Eufemia a Grado, medita da una torre che si innalza sul porto, si innalzava bisognerebbe dire, però le tracce di questa torre sono rimaste nella piazza antistante al Porto Vecchio di Grado. Il giorno 3 novembre 579, inaugurazione della Basilica, Elia convoca un concilio provinciale. Poi Gabriele ci spiegherà meglio questa dicitura. Sono presenti vescovi romani, bizantini, longobardi. Provengono da Teurgia, Spittal in Carinzia attualmente, Cissa, Rovigno, Istria, Celia, attualmente Celie presso Maribor, Slovenia, Emona, Lubiana, Slovenia, Agunto, attualmente Lienz nel Öst-Tirol, Scarabanzia, Ungheria, e poi Feltre, Opitergio, Oderzo, Tiburnia, Padova, Concordia, Giulio Carnico, Giulio, Trieste, Pedena o Pedena, non sono riuscita a ricostruire l'esatta pronuncia, Altino, Sabiona, Trento. Basterebbe por mente a questo elenco di nomi, di luoghi, per capire il senso del titolo. Però si potrebbe obiettare che il patriarcato di Aquileia, dal punto di vista formale, nasce ufficialmente nel 1077, per poi finire nel 1420. Ecco spiegata l'occasione di questo incontro. Veramente era già quasi pronto un anno fa e volevamo farlo in presenza, ma poi la pandemia ci ha costretto a rimandare e a questo punto abbiamo deciso di farlo ugualmente, sia pure in streaming. Il 1077 rappresenta il punto di arrivo, la formalizzazione del ruolo anche politico di un'autorità, quella del patriarca, che è essenzialmente religiosa e che si è consolidata nel corso dei secoli a partire dalla dissoluzione dell'impero romano, 476 d.C. Non pretendo che vi ricordiate le date, ne sentirete molte in successione, hanno solo il compito di ricordarci quanto complessi sono stati gli eventi storici antecedenti al 1077. Il patriarcato, appunto, in tutti questi secoli spesso è rimasto l'unico punto di riferimento per le popolazioni, sia dal punto di vista religioso, il che è relativamente ovvio, ma anche dal punto di vista civile, che è meno ovvio. Ma a quali popolazioni io mi sto riferendo? E quindi dobbiamo fare un passo indietro. Sul territorio del Friuli sono passati tutti, viene da dire.
ma alcuni si sono fermati, chi più, chi meno. In principio, biblicamente, erano i Veneti e i Celti. E a questo proposito mi piace ricordare, e chi è vecchietto sui 65-70 come me, si ricorderà di questo fumetto. Allora, cercherò di no, ecco, lo tengo così mi vedete, che è di cui è protagonista Tarvos. È un fumetto degli anni 70 ispirato alle vicende di Asterix che Alessandro Dosualdo ha disegnato e scritto proponendo varie avventure. Diciamo che negli anni 70 ci fu un rinnovato interesse per, e Gabriele sicuramente ne sa più di me, ma insomma un rinnovato interesse per tutto quello che faceva riferimento al Friuli, per una serie di coincidenze storiche e culturali di cui magari parleremo un'altra volta. E quindi in principio erano i Veneti e i Celti, poi 181 avanti Cristo arrivano i Romani e fondano Aquileia. I coloni soldati che arrivano sono italici. Parentesi, nel 115 avanti Cristo si ricorda come il console Emilio Scauro riportasse una chiara vittoria su, virgolettato, e il termine lo dico in latino, Galleis Carneis, i Galli carni. Tarvos si rassegna a imparare il latino. Nel 168 d.C. arrivano Quadi, Marcomanni, Sarmati, cioè i primi barbari. Assediano Aquileia, vengono respinti, qualcuno di loro resta. 395. L'impero romano viene diviso tra Occidente e Oriente. I due imperatori, Onorio e Arcadio, sono sotto la tutela del generale Stilicone, che apparteneva al popolo dei Vandali, evidentemente latinizzatosi. Che di scorrerie ne avessero fatte tante, resta nei modi di dire: sei un vandalo, fare vandalismi. Noi lo diciamo scherzosamente anche adesso a chi combina guai. Nel 401 Alarico con i suoi Visigoti espugna Aquileia. Poi arrivano gli Ostrogoti. Parli ostrogoto? Sei un ostrogoto, si dice a uno che non riesce a farsi capire. Di nuovo i Visigoti. 452 arriva Attila con i suoi Unni. Sei un Attila, diciamo ancora ai bambini pestiferi. Attila flagellum Dei, diceva la mia nonna, anche se non sapeva il latino. 476. Il generale Odoacre, appartenente alla popolazione degli Eruli, barbari anche loro, si proclama re d'Italia. L'impero romano d'Occidente è finito. Nel 489 Teodorico con i suoi Ostrogoti, provenienti dalla Pannonia, cioè l'attuale Ungheria, dà vita a un regno gotico. Ecco, i Goti si mescolano ai Latini, così vuole l'imperatore. Voi vedete un'immagine, l'immagine di una moneta che ci è sembrato interessante mostrarvi perché vedete che l'imperatore ha un abbigliamento diciamo come quello dei romani, però mantiene, forse non si vede bene, ma andate a vedere meglio, gli restano i baffetti che non erano per niente tipici degli imperatori romani. Comunque, per sottolineare questa mescolanza che lui vuole che avvenga, c'è il simbolo che compare sempre accanto agli imperatori, quello della vittoria. Nel 568 arrivano i Longobardi, sempre dalla Pannonia, e si fermano per 200 anni, 568-776, dimenticatevi le date naturalmente. Cividale è la prima capitale del loro regno.
Nel 776 ai Longobardi si sostituiscono i Franchi, quelli di Carlo Magno, e dopo i Franchi sono gli Ottoni, imperatori tedeschi, a prendere il potere. Durante il loro dominio, a causa delle invasioni distruttrici degli Ungheri, popolazioni slave vengono chiamate dalle autorità religiose a ripopolare la pianura friulana, come testimoniano tutta una serie di toponimi. E qui io mi fermerei perché chiederei a Gabriele di intervenire con tutta la libertà possibile, ecco, su questa tematica, perché davvero se noi andiamo a scorrere tutte queste date, tutti questi popoli, di stratificazioni linguistiche, scusate, ce ne sono state a bizzeffe e hanno sicuramente lasciato tracce nella nostra lingua e nel nostro territorio. Gabriele, che cosa ci puoi raccontare di questo? Sì, effettivamente, se noi dovessimo andare a cercare le tracce che questi popoli hanno lasciato appunto nella lingua e nel territorio, più nella lingua ovviamente per quello che interessa a noi in questo momento, dovremmo andare a cercare proprio quegli elementi del territorio che non cambiano o che più lentamente cambiano. Di conseguenza, quando vogliamo andare a cercare, per esempio, nella toponomastica del Friuli, i nomi dei luoghi che ci sono stati lasciati dalle popolazioni che forse per prime hanno abitato questo territorio, ecco allora che dobbiamo andare a cercare, tra l'altro per molti aspetti brancolando nel buio, dobbiamo andare a cercare i nomi di quelle realtà che sono sempre esistite, cioè montagne e fiumi sostanzialmente. Quindi prima si parlava di paleoveneti, ecco, oppure addirittura di popolazioni pre-indoeuropee. Si è ipotizzato che alcuni nomi soprattutto di rilievi, quindi di monti della nostra regione, abbiano una origine pre-indoeuropea, perché non si possono ricondurre né allo strato venetico e neppure a quello celtico. Però sono forse i toponimi più discussi, sono discussi da decenni, se non addirittura da secoli. Abbiamo qualche sicurezza in più invece per quanto riguarda i toponimi del sostrato celtico, perché è ovvio per esempio che nomi di luogo come la Beligna ad Aquileia, oppure lo stesso Carnia, Carso, Barazzetto, sono nomi quasi sicuramente di origine celtica, così come hanno un suffisso che può essere riconosciuto come celtico, tutti quei o molti di quei toponimi in Acco e Icco, anche se lì bisogna fare molta attenzione, bisogna essere molto prudenti. Di solito c'è un nome latino, di solito latino, più un suffisso, la parte finale della parola, che invece è il suffisso celtico. Ma a questo proposito c'è un lavoro recentissimo di Carla Marcato, che ha cercato di mettere ordine e lo fa in modo estremamente convincente in questa selva di toponimi in Acco, Icco, ma anche in friulano poi Ins, Ans e così via, Moimans, Moimacco, lo stesso Remanzacco. Poi toponimi prediali, per esempio, sono anche molti di quelli latini, quelli che conosciamo, quindi più comunemente Cervignano, molto probabilmente da un Cervenius. Si tratta in questi casi di poderi, di proprietà di questi, in qualche caso devono essere stati dei legionari
legionari latini che avevano ricevuto un pezzo di terra, insomma, ma di questi ce ne sono veramente tanti, forse anche un toponimo come Lavariano, Flumignano, lo stesso Mortegliano, insomma, sono toponimi di origine latina. E poi si parlava anche dei toponimi invece di origine germanica. Prima erano stati citati per esempio Goti, Ostrogoti. Ecco, per esempio Godia era quasi sicuramente un villa gotica, poi divenuto Godia, così come a causa di quella ricolonizzazione, di quel ripopolamento della pianura friulana avvenuto soprattutto nell'undicesimo secolo per opera dei patriarchi di Aquileia, abbiamo nella pianura friulana tutta una serie di toponimi di origine slava che non corrispondono a quell'antica area di insediamento slavo del VI-VII secolo, insomma, che è quella che interessa tutta la parte orientale del Friuli. Però toponimi come Lestizza, Sclaunicco o anche Santa Marizza di Varmo, per esempio, Belgrado di Varmo e così via, si devono riferire a questo ripopolamento, a questa colonizzazione. Qui soltanto un esempio relativo alla toponomastica, ma poi in realtà ci sono molti fenomeni interessanti, anche se molto difficili da trattare, anche per esempio nel latino epigrafico aquileiese. Nelle epigrafi aquileiesi troviamo per esempio un termine di origine germanica, brutis, che è l'attuale friulano brut, la brut, cioè la nuora. La nuora, ecco, è un germanismo che noi ritroviamo già penetrato nel latino delle epigrafi aquileiesi. Per continuare a parlare di epigrafi, a questo proposito è molto interessante vedere che cosa è successo nel momento in cui i Celti, per tutta una serie di ragioni, anche di tipo economico, di ascesa sociale, si sono latinizzati, cioè hanno abbandonato la loro lingua celtica e hanno assunto quella latina. A questo proposito è estremamente interessante una iscrizione che troviamo nell'attuale castello di Lienz, vicino ad Aguntum, di cui si parlava prima. Nel castello di Lienz troviamo una epigrafe in cui sono presenti nomi di 4 diverse generazioni. La generazione più antica, i nomi della generazione più antica sono schiettamente celtici, mentre invece la quarta generazione ha ormai nomi celtici sì, ma completamente latinizzati o ricondotti, insomma, in qualche modo alla lingua latina. Nell'arco di un paio di secoli, molto probabilmente già alla fine del primo, poi secondo secolo, i Celti delle nostre zone erano completamente latinizzati. Grazie mille Gabriele per questo primo dottissimo intervento che insomma a me fa voglia di riprendere i libri in mano per vedere che cosa è successo e quali studi nuovi sono stati fatti in questi ultimi decenni. Ma ritorniamo al nostro argomento. In tutti i libri di storia si parla di rinascita dopo l'anno 1000 perché si consolida il sistema di potere che noi chiamiamo feudalesimo, con un potere che va rigorosamente dall'alto verso il basso, dall'imperatore o papa verso il popolo, verso i sotans, direbbe Tito Magnaco. La società è divisa gerarchicamente in gruppi chiusi, con propri diritti e doveri. Per esempio i nobili, per esempio appunto la plebe, il popolo, i chierici. Il potere politico e quello religioso nel corso dei decenni, in questo caso, si incontrano, si scontrano e si concentrano spesso in un'unica persona, il vescovo conte. Ecco che siamo arrivati alla costituzione formale del patriarcato di Aquileia.
Al diretto servizio dei patriarchi, e vedremo perché è importante quello che sto per dire, si forma una nobiltà locale minore che si inserisce tra l'aristocrazia feudale e le varie categorie di uomini liberi. I contadini legati alla terra vengono rigorosamente per ultimi. Alla stratificazione etnica, e si è visto quanto è complicata, si aggiunge quella sociale. È il patriarca Sigeardo, che per la sua fedeltà all'imperatore Enrico IV, quello di Canossa, riceve ufficialmente dall'imperatore stesso l'investitura feudale, sommando così in sé il massimo del potere religioso che aveva già ed il massimo del potere politico. L'obiettivo da raggiungere: mantenere la coesione sociale e politica su un territorio che, oltre alla contea del Friuli, comprendeva la Marca di Carniola e la contea di Istria, ma di questo più tardi. Alcune osservazioni. Si può allora tenere insieme etnie diverse e diversi gruppi sociali, favorendo la coesione tra di loro. Questa è la prima constatazione che per analogia potremmo, io direi dovremmo applicare al presente, che è caratterizzato da movimenti di persone che premono i confini dell'Europa in cerca di una vita più dignitosa. Accoglierli si può, favorire la coesione sociale si può. La seconda osservazione è che durante il periodo patriarcale i ceti non nobili ebbero una loro rappresentanza in una istituzione chiamata Parlamento della Patria del Friuli. In questo caso, che l'analogia, che è basata sul concetto di rappresentanza, avviene in maniera radicalmente opposta rispetto all'organizzazione del potere. Negli esperimenti di autogoverno che avvennero durante il periodo della Resistenza nei territori più stabilmente, anche se per poco tempo, liberati dai nazisti e dai fascisti della Repubblica di Salò, il problema della costituzione di un potere democratico e quindi rappresentativo di tutti gli elementi che costituiscono la società viene risolto a partire dalla libertà e dall'uguaglianza, che vengono riconosciute a tutti i membri della società, donne comprese. Solo un patto tra liberi e uguali può funzionare per definire regole di convivenza comuni. È quello che ha fatto la nostra Costituzione e che gli uomini e le donne della libera Repubblica della Carnia in embrione hanno anticipato. Analogie ce ne potrebbero essere altre. Spero che ci sia qualche intervento oppure che ci scriviate per proporne altre ancora. Ma come ci ha già detto Gabriele, il potere religioso e politico non si esercitano solo sulle persone e lasciano invece tracce sul territorio in cui le persone vivono. La questione, e qui veniamo alla seconda parte del nostro incontro, la questione della definizione dei confini del patriarcato di Aquileia è assai interessante e complessa, perché, come ha bene spiegato Giancarlo Melis nella sua storia del Friuli, e in altri molteplici scritti, vi faccio vedere la copertina del suo libro, edito dalla società, ecco, adesso vedete anche me sopra, edito dalla Società Filologica Friulana, che è sempre, Gabriele aggiungerà tutto quel che vuole, ma è sempre secondo me un ottimo punto di riferimento. E ho avuto il piacere di seguire alcune sue lezioni e me ne ricordo ancora proprio con gioia. Ecco, e con la parola patriarcato di Aquileia si intendono, dal punto di vista territoriale, cose diverse. Ed è qui che chiederei a Gabriele un suo secondo intervento chiarificatore. Sì, e per questo intervento vediamo se riesco a condividere delle slide oppure fare la condivisione dello schermo. Allora,
chiedo scusa se... Allora... non sono particolarmente abile con questa piattaforma. Vediamo se riesco a trovare il file giusto e il modo giusto per condividere, altrimenti facciamo anche in... ecco, allora, facciamo schermo intero. Un attimo solo, adesso dovreste vedere una prima diapositiva. Ecco, allora, dicevo che il patriarcato si può intendere almeno... Siamo qua che... Si vede? Dicevo che il patriarcato si dovrebbe intendere almeno in 3 modi diversi, in 2 sensi. Non sono le stesse. Funziona? C'è la condivisione? C'è una diapositiva con la metropoli di Aquileia nel V secolo? Vediamo. Vediamo se riesco ad assicurarmi in qualche modo che la condivisione ci sia, perché altrimenti... Allora, scusate, ma... Allora, condividi schermo, scegli finestra, schermo intero, anzi no, facciamo così, facciamo presentazione a topografia storica direttamente. Ecco, adesso si dovrebbe vedere. Ecco, allora dicevo, in 3 sensi diversi, 2 sensi che riguardano l'aspetto ecclesiastico e un senso che invece riguarda l'aspetto politico, diciamo così, civile. Allora, qui vedete una mappa della metropoli di Aquileia nel V secolo. Che cosa significa la metropoli di Aquileia? Significa che il vescovo di Aquileia, per tutta una serie di ragioni di importanza di questa sede, il fatto che sia una chiesa martiriale, per esempio, cioè fondata a partire potremmo dire, dal sangue dei martiri, di alcuni martiri come Canzio, Canziano e Canzianilla, per non andare a toccare delle figure che sono ancora avvolte, diciamo così, nella nebbia dal punto di vista dei dati storici. Però il prestigio poi politico della città di Aquileia, ecco, che rendono questa città anche dal punto di vista religioso estremamente importante. Non è retorica dire il fatto che da Aquileia è partita l'evangelizzazione di tutta questa parte dell'Europa centrale. E vedete quindi che tutta una serie di vescovi, che sono quelli indicati con la crocetta semplice, di diverse circoscrizioni amministrative civili romane, quindi il Norico, la Pannonia, la Rezia, la Venezia e Tistria e così via, diversi vescovi riconoscono in Aquileia il loro metropolita, cioè il loro riferimento a livello di autorità religiosa. All'inizio del VII secolo, in un momento delicatissimo, perché siamo già entrati in una vertenza che contrapporrà il vescovo di Aquileia e buona parte dei vescovi dell'Italia settentrionale al vescovo di Roma, al Papa, per una questione dottrinale. Ecco, all'inizio del VII secolo i vescovi iniziano i vescovi di Aquileia, a fregiarsi di un titolo particolare, quello di patriarca. La nascita di questo titolo è estremamente complessa, è un titolo religioso, ma ha un valore che è abbastanza difficile da definire in questa epoca antica. Fatto sta che poi il riconoscimento del patriarca di Aquileia come metropolita varrà fino al 1751, anche se si ridurrà, cambierà il numero dei vescovi, il numero di diocesi che vedranno nel patriarca di Aquileia il loro metropolita, però il patriarcato come provincia metropolitica
sarà attivo fino al 1751, fino alla soppressione da parte del Papa Benedetto XIV. Però il patriarca di Aquileia è anche vescovo di una diocesi molto ampia, che nel periodo della sua massima espansione, come vedete in questa ulteriore slide, comprende una parte del Friuli, addirittura vedete poi che raggiunge anche Cortina, D'Ampezzo, Pieve di Cadore e tutta la Valle del Gai, ma comprende anche una parte vastissima dell'attuale Slovenia. Quindi questa era la diocesi di Aquileia nel momento della sua massima espansione, e potete immaginare che questo territorio era soltanto in minima parte romanzofono, era in gran parte slavofono o germanofono. Questo è il secondo senso religioso, diciamo così, del termine, la diocesi di Aquileia, alla quale la diocesi che riconosce nel patriarca di Aquileia il proprio vescovo. Il terzo senso invece è quello politico, al quale abbiamo fatto riferimento prima, 1077, siamo nel pieno della lotta per le investiture, e proprio in relazione all'oltraggio, diciamo così, di Canossa, l'imperatore Enrico IV, che si vede bloccata la strada per il ritorno in Germania, dove le acque sono tutt'altro che tranquille, trova un alleato che gli permette il passaggio proprio nel patriarca di Aquileia Sigeardo, e decide di premiarlo, consolidando, riconoscendo di fatto dal punto di vista formale qualcosa che prima dal punto di vista sostanziale in gran parte esisteva già. Fatto sta che dal 3 aprile del 1077 nasce il principato ecclesiastico, nasce il feudo patriarcale di Aquileia all'interno del Sacro Romano Impero, come feudo all'interno del Sacro Romano Impero, ed è il patriarcato civile, diciamo così, che cadrà formalmente soltanto nel 1420 con l'arrivo di Venezia. Quindi è Venezia poi che nel 1420 provoca la caduta di questa istituzione. Ecco, adesso posso interrompere la condivisione, spero si siano viste le slides. Comunque questo è il senso fondamentale. Se noi prendiamo come punto di riferimento appunto la giurisdizione religiosa del patriarcato nella sua massima espansione, come dicevi tu, ecco, l'attuale confine ad oriente, cioè con la Slovenia, della nostra regione, che è anche il confine di Stato, si trova sorprendentemente nel bel mezzo di quel territorio, a dimostrazione che i confini sono sempre una costruzione storica e possono mutare con il mutare degli eventi. Ecco, e qui l'analogia con la storia recente, la storia della Seconda Guerra Mondiale, è del tutto evidente se consideriamo i confini, ed è stata davvero una sorpresa per me, dell'Adriatisches Künsterland, spero di pronunciarlo bene, cioè del territorio direttamente soggetto all'autorità nazista tra il 1943 e il 1945. E naturalmente la coincidenza, diciamo così, non era per nulla voluta, ovviamente, però è sorprendente constatare che mentre durante il periodo dei patriarchi il potere era, con tutte le contraddizioni e le difficoltà del caso, era strumento di coesione anche territoriale, quindi politica, la sottrazione del Friuli allo Stato italiano che avviene in quegli anni è un esempio della coercizione violenta esercitata dagli occupanti nazisti con la complicità, scusate, di Mussolini. Cioè alla coesione si contrappone la sopraffazione, e direi che anche questo è interessante da notare.
Certamente per mettere lo scorporo del Friuli dal territorio italiano non può definirsi un'azione patriottica. E quindi questa è un'occasione per riflettere anche sul senso da attribuire al termine patriottico, che viene usato a proposito e a sproposito anche nel nostro presente. E questa è una delle questioni che restano aperte. Anche sul significato da dare al termine confine possiamo riflettere, e aveva accennato Gabriele, è complicato dare un significato univoco al termine confine o al termine frontiera, però possiamo dire che non solo che la definizione delle linee di confine è evento sempre storico, ma che il confine, proprio perché c'è quella parola con, no? Finis, cioè dividere il limite con qualcuno. Possiamo vederlo come confine aperto, e ne abbiamo avuto un esempio poco tempo fa, quando proprio a Gorizia il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha incontrato il suo omologo sloveno Borut Pahor. Il confine, in questo caso, è davvero stato aperto e non è stato vissuto come una barriera per escludere gli altri. Quindi dipende sempre dalle persone, dipende dalle loro relazioni, dalle relazioni tra gli stati, che un confine possa escludere o aprirsi ad includere. Ecco, io mi fermerei qui per il momento, perché penso che spunti di riflessione ne abbiamo offerti. Dico ancora 2 cose, poi chiedo a Gabriele se vuole aggiungere qualche considerazione, e magari lasciamo un pochino di tempo o di spazio per eventuali domande e considerazioni. Ecco, vorrei solo ringraziare Federica che ha letto i testi, ringraziare Diego che è qui, che sta facendo le riprese, e ricordare i 2 testi di riferimento che su cui abbiamo lavorato in parallelo: Il Senza Storia di Tito Magnacco, e qui vi faccio vedere anche l'edizione originale con i bellissimi disegni di Ferruccio Montanari. Adesso ecco, ve lo tiro su tranquillamente, ecco, speriamo che si veda anche me, ecco, vediamo di tirarvelo su, eccolo qui, eccolo qua, ecco. E poi il libro che vi ho fatto vedere prima di Giancarlo Menis, Storia del Friuli dalle origini alla caduta dello Stato patriarcale. La mia non è una bibliografia, sono 2 testi, come dicevo prima, su cui abbiamo lavorato in parallelo. Vi segnalerei anche una bella conferenza che credo che si possa trovare ancora su YouTube, della professoressa Donata De Grassi, che è andata in onda quest'estate, in luglio, proprio sulla questione dei confini dello Stato patriarcale. Ci sono delle domande? Non vedo un accidente. Ecco, c'è qualcuno che chiede? Oliviero Paoletti. Quando il patriarcato di Aquilea si chiamò Patriarcato, Patria del Friuli. Facciamo rispondere a Gabriele che sicuramente lo sa. Allora, in realtà non è semplicissimo rispondere a questa domanda. Allora, provo a dare una risposta orientativa. Dovremmo essere all'incirca nel XIII secolo. Tuttavia, anche dopo la conquista da parte di Venezia, i veneziani hanno continuato a chiamare il territorio Patria del Friuli.
quindi siamo nel XIII secolo indicativamente. E a questo proposito però mi permetto di approfittare della domanda per dare anche una sorta di suggerimento bibliografico che forse potrà risultare anche particolarmente utile ai nostri ascoltatori. Vediamo anche in questo caso se riesco ad attivare una condivisione senza fare combinare particolari danni. Allora, condividi schermo, sì, allora. Sì, facciamo schermo intero così. Allora, consenti. Allora, si dovrebbe vedere adesso tutto lo schermo intero, ma a me interessa soltanto questa, no, non questo. Vediamo. Allora, un sito che adesso provo ad aprire, Riviste Friulane. Per quanti si interessano di storia del Friuli, questo sito è veramente una risorsa enorme, perché c'è la possibilità di fare ricerche sugli articoli pubblicati in tutte queste riviste che si sono occupate di storia, arte del Friuli. Allora, facendo per esempio qui ricerca avanzata, inserendo Patria del Friuli e l'autore è Scalon, perché ricordo che su questo è stato scritto un articolo appunto da Cesare Scalon pubblicato negli atti dell'Accademia Udinese di Scienze, Lettere ed Arti. Ecco qui il risultato è la formazione del concetto di Patria del Friuli, un contributo al dibattito sull'identità friulana. E cliccando su allegati c'è la possibilità di scaricare questo articolo e poi di leggerlo in formato PDF. Qui vedete appunto l'articolo già scaricato, e quindi questo tema si può approfondire direttamente a partire da una fonte autorevole che è quella del professor Cesare Scalon, che è stato a lungo docente all'Università di Udine. E a partire dalla fine del XIII secolo, scrive Scalon, si avverte un cambiamento della terminologia da prima lento e incerto, quindi nel corso del XIV secolo sempre più frequente e sicuro, da terra a Patria del Friuli. Questo per quanto riguarda quindi questa prima domanda. Grazie per l'approfondimento e anche per la citazione dell'articolo di Cesare Scalon, che davvero è un'autorità in materia. Io non vedo altre domande e per quello che posso capire, sì, scusate, dovrei guardare in telecamera, ma stavo cercando di controllare se c'erano altre domande. Allora, direi che di carne al fuoco ne abbiamo messa, tornando a ribadire che l'analogia è un criterio storico che va usato con intelligenza, ma ci dà la possibilità di costruire quei rapporti passato-presente che fanno sì che la storia del passato non si dimentichi e ci serva ancora per il passato recente, ma anche per il futuro, che speriamo di poter vedere tutti insieme, nonostante questa terrificante pandemia. Dobbiamo tener duro. Di pandemie ce ne sono state tante nel corso dei millenni, e il Friuli e i friulani tutto sommato ne sono usciti. Grazie a tutte e a tutti e buon Natale. Grazie e buon Natale anche da parte mia. Ok.